Villa Veneta è tessuto connettivo del Veneto. Il 98% dei comuni del Veneto ha da 1 a 20 ville venete. Come si fa a non capire che sono un punto di riferimento certo, non solo storico, ma anche organizzativo della struttura economica della regione? Il nome Passi in realtà è un soprannome, così almeno appare dai documenti dell'archivio di famiglia. Nel 1307 un Petrus de Preposulo è tra i principali componenti la pace tra Guelfi e Ghibellini nell'area bergamasca. La famiglia è originaria di Bergamo e da quel momento in poi nei documenti troviamo che i de Preposulo vengono chiamati quelli della Pass. I Pass diventeranno i Passi. La storia di questa villa è legata alla storia dei Tiepolo. La famiglia Tiepolo è una dei le 12 famiglie, grandi famiglie che nella seconda metà del 600 d.C. nominano il primo doge veneziano e vengono ad occupare l'antico terrapieno dove sorge oggi la villa, detto il castello di Carbonero. La mia famiglia bergamasca si lega alla storia di Venezia già nel 1400 e erediterà dai Tiepolo e dai Valier questa casa, non solo i territori, le terre, eccetera. Quando vengono ospiti e li accompagno, dopo un quarto d'ora li ho trascinati all'interno di una storia meravigliosa, quella della grande epopea veneziana in terraferma, e vedo che gradualmente mi guadagno il titolo nobiliare che porto. Il Veneto è un grande lavoratore, sono gli stessi veneti che nei primi secoli del primo millennio hanno lasciato la terraferma per sfuggire alle invasioni barbariche, si sono insediati nei pantani delle lagune venete e che hanno fondato una repubblica che è durata 1100 anni. E sono gli stessi veneti che sono rientrati con un progetto politico, economico, generando le ville venete. Ogni villa è come un villaggio, ha da centinaia a migliaia di operai, lavoratori che gravitano intorno alla villa. Però tutte sono tra loro collegate e tutte funzionano nell'onorare quella che è il concetto di res publica. Quando finisce la Repubblica, il Veneto finisce nel dimenticatoio della storia e anche le ville perdono ruolo, tutto è cambiato. Vengono anche abbandonate naturalmente. L'associazione Ville Venete nasce nel 79, da allora fa la sua strada cercando di essere, come dire, rappresentativa di ciò che di fatto è un patrimonio culturale, artistico di grande rilievo. L'associazione di questo si occupa, tutela e valorizzazione. La tutela non è solo il restauro di qualche statua o di un giardino. La tutela è anche la difesa del paesaggio. La valorizzazione oggi non può che prevedere un percorso anche imprenditoriale e di questo anche si occupa l'associazione, avendo creato un brand inequivocabile, Ville Venete. Ricevere il premio Masi è un'emozione. Io rappresento tutte le ville venete. Il Veneto ha 4.300 ville. Io sono grato davvero ai miei conterranei veneti che si sono accorti che questa battaglia è in corso.